Ciao amici e benvenuti al 96esimo episodio della nostra magnifica partita con l'Italia. Magnifica perché finalmente siamo qui in Turchia per tentare l'assalto ai turchi e soprattutto una cosa che tentavamo da tantissimo tempo, la riconquista di Costantinopoli. Qui stiamo per assaltare le navi appunto turche. C'è anche Tripoli che per ragioni sconosciute, pur essendo il partner... Ah! No, ecco, la ragione adesso si rende più chiara. Tripoli governa sopra gli ottomani. Mio Dio! Insomma... non potrà farlo a lungo. Questo a 63 anni, hanno prestigio negativo, finirebbe presto la loro unione, ma una fortuna grandissima per Tripoli, ma noi siamo venuti per stroncare le loro tutte le loro speranze, praticamente. Vabbè. E questa guerra con gli ottomani sarà anche il nostro, come si può dire, il nostro ponte verso una guerra contro i Mamelucchi, che attualmente sono anch'essi in guerra contro i nostri stessi nemici. Però la nostra idea iniziale era di conquistare Cipro per creare pretese su Rashid, ma in realtà è molto più semplice conquistare a questo punto la Libia, provincia poverissima, infima davvero. Ma a quel punto potremmo creare pretese su Rashid, Alexandria e casomai anche su qualcuna di queste province insignificanti e appunto probabilmente dovremo fare due guerre contro i Mamelucchi, quindi prima prendere Alessandria, che è la loro provincia, e Rashid, che sono province molto floride, diciamo, e a quel punto sarà facile vassalizzarli e restituirgli tutte le province su cui hanno le pretese, compresa la Siria, eccetera, eccetera. E vediamo un po' di integrarli alla fine. Questo è il nostro piano. Vedremo se riuscirà, se avremo successo. Intanto vedo che la Francia è in guerra con Genova, ma in realtà sarebbe la guerra tra Svizzera e Bavaria, quindi penso che tutto sommato non ce ne importi molto. Chi è? Noi odiamo entrambi, eh? Sì. Allora, vediamo la coalizione contro di noi per Inghilterra, Scozia. Cioè, tutti insieme. L'Inghilterra e la Scozia non si erano mai visti insieme, ma in questo caso, giustamente, si sono riuniti contro di noi. Poi c'è Austria, Svizzera, Portogallo, Spagna, Genova, Savoia, Friesland, Olanda, Utrecht e Kilwa. Diciamo pure che è una guerra abbastanza, cioè una coalizione abbastanza estesa. I nostri alleati sono Francia e Ansa, ci dichiarino pure guerra se lo vogliono, ma potrebbero farlo. Non so fino a che punto possa essere un pericolo. Comunque, di sicuro può succedere. Qui purtroppo siamo inseguiti con tutti e tre i cardinali. Già. Ci vogliono strappare la curia, ma sarà un po' difficile per loro. Tra poco possiamo anche appunto dichiarare una nuova crociata contro Pony. Anzi, possiamo già farlo. E lo facciamo. I nostri alleati sono diventati finalmente, i nostri stati coloniali più che alleati, sono diventati finalmente un po' aggressivi. Ce lo volevamo da tanto tempo. Speriamo. Mi chiedo, ma queste province in che stato coloniale finiscono? Potrebbero anche finire in Nuova Padania. Vabbè, comunque appena ritorna... No, in realtà questo ci serve per migliorare le relazioni con noi stessi. Ecco, questa è la cosa più ridicola. Il nostro re, Cosimo I Gonzaga, passerà alla storia per le sue stranezze. Però io volevo un po' di più di potere militare, a dire il vero. Comunque, il nostro re fa schifo in questo senso, però è famosissimo, insomma, questo re perché
Perché pur essendo anche principe di Brandeburgo non vota per se stesso per il trono imperiale. Qui chi c'è? Non sappiamo chi è il secondo in classifica. Speriamo che qualcuno scelga di non votare, ad esempio, la Boemia. No, dobbiamo semplicemente vedere quando il Brandeburgo. Tanto migliorano molto rapidamente le relazioni. Ogni anno, pensate un po', abbiamo un più 5, altri più 5, più 2, 7, più 2, 7, più 8. A calcolare si direbbe che è un più 25 all'anno queste relazioni. In più possiamo migliorare i 40, 25 all'anno più 40. Probabilmente in 5 anni cambierà tutto. A meno che questo stupido imperatore non decida di morire prima i 5 anni. E chi lo sa, potrebbe avere l'idea di morire prima di arrivare ai 50 anni. E quindi il suo figlio, che non so quanti anni abbia, ma sarà giovane, succederà al trono e noi non vedremo il titolo per altri 2 secoli. Allora, io direi come prima cosa, invece, qui non divaghiamo. Allora, vediamo di assediare Costantinopoli, dai. Non so quanti uomini ci siano, cioè che forti ci sia. 3000 ho azzeccato, a quanto pare. Petrucci, vanni ad assediare Costantinopoli. E voi... Allora, voi assediate la via mare. Allora, dobbiamo portare anche un'armata. Un'armata. Come siamo esaurienti guerra? Poteva andare meglio. Io direi di fare altre navi da trasporto, perché non si può andare avanti senza navi da trasporto. Però volevo vedere anche quanto manca. Queste sono molto aggiornate, credo. Sì, prima di arrivare a 26 ne abbiamo voglia. Mentre i galeazzi non è che ci importano. Vabbè. E facciamo allora ste navi a trasporto. Ne facciamo un'altra ventina. Voglio navi a trasporto. Ci serviranno anche per andare in Giappone, che si sta occidentalizzando. Allora ne stiamo facendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E in più facciamo anche un galeone da guerra, tanto per rimpiazzare quello perduto. Anzi, allora il galeone a guerra lo facciamo qua. Galeone da guerra. Vai. Così ci impieghiamo lo stesso tempo per tutte queste navi. Io direi di attendere un attimino. Non sappiamo localizzare l'esercito ottomano. Ma supporrei. Allora, mi pare il secondo. Scusate, prima guardiamo. Perché sto guardando la marina? Non lo so. Allora, è la seconda marina del mondo comunque. Però non sappiamo dove sono le galee. Iniziamo a far fuori le navi da commercio. Invece riguardo alle armate sono un po' più indietro, però hanno 55.000 uomini e qui ne vedo solo 14.000 e non ne hanno altre di armate in questa zona. Qui c'è anche la flotta di Tripoli, non è che faccia proprio schifo. Io infatti andrei a racimolare queste navi con le altre. Dov'è che le caravelle sono datate adesso? Sono navi... Esatto. Allora, sono di uno stadio indietro? No, di 2 stadi indietro. E allora tutto sommato, anche se vi perdo, anzi è meglio, va bene. Ragusa abbiamo detto. Va bene, vai pure a Ragusa. Queste sono fregate, queste è meglio non perderle. Würzburg, tu chi sei? Con chi sei? Ti ho appena restituito le province, no? Sei un mio amico, sei in guerra contro la Svizzera. Vabbè, passa, dai. La Svizzera non mi sta simpatica.
Savoia si è riconvertita alla fede cattolica, era impazzita leggermente prima. La capitale qual è? Il Piemonte? Sì. L'Austria è in guerra. Ho questa impressione. No, non è in guerra. Ci odia ma non è in guerra. Va bene. Ok, abbiamo ingaggiato la flotta nemica, che a quanto pare però ha fatto in tempo a fuggire, in buona parte. Ecco qui dove era l'esercito. Loro sperano forse... No, si sta avvicinando, non saremo noi ad attaccarli sulle montagne naturalmente. Magari li attaccheremo... O se non si... Non so se si faranno attaccare. Filippo Galilei. Vammi un po' qua. Allora, il 6. Va bene. No, vabbè, stiamo ancora un attimo qua, dai. Non ho voglia di prendere troppo esaurienti di guerra. Per nulla, tra l'altro. Allora, qui... loro si guardano bene dal muoversi, vabbè. Allora io direi di fare anche qualche simpatica manifattura, quelle che c'erano rimaste, tanto per investire i nostri ducati. Va bene, per ora chiudiamola qui. Tanto di prestigio, accettiamo pure la petizione dei contadini, tanto di prestigio. Ah, vabbè. Tanto di prestigio, vabbè che neanche i 2000 ci preoccupavano, ma il prestigio lo vogliamo riconquistare sul campo di battaglia, tanto. Come se lo dovessimo dimostrare che dobbiamo guadagnare il prestigio. Allora, a questo punto vorrei fare lo... Britannica, allora... Abbiamo Iberica, vabbè, facciamo una cosa, mandiamo questi simpatici, questa flottiglia qua. Andiamo magari a Gibilterra, dai. Ci imbarcheremo per sbarcare poi in Africa. Ho saputo che tra le novità della nuova espansione c'è anche il fatto che si mantengono i nomi scelti come nomi principali, ma purtroppo noi non possiamo avere così tanto. Vabbè. Non c'ho modo di farli muovere, sti pazzi. Vabbè. Niente che. Anche la Bavaria vuole. La Bavaria è la contro... Ah no, sono sempre gli stessi, vabbè. Ecco gli svizzeri distrutti dai francesi in modo terrificante. Livello 19 contro livello 20. Strano che resistano ancora un giorno, a dire il vero. Hanno una resistenza molto superiore alle aspettative, devo dire. Allora, ecco, guardate qui chi si vede. Questa volta siete fregati, ottomani. No! Ma come si fa? 21? Trovateli, Che cavoli. Galee ottomane non le vogliamo più vedere. Allora, Poni, dichiariamogli guerra. Oppure aspettiamo questi. No, dichiariamogli guerra, dai. A sto punto. Va bene. Pronti. Allora, un'altra flotta ottomana decimata in maniera terrificante. Fantastico. Tutto per accrescere lo Stato della Chiesa. Ciao Stato della Chiesa. Tu ci hai odiato sempre, ma adesso ci chiedi l'accesso militare.
Vabbè, tutti vogliono andare contro sti qua, io acconsento. Gli unici che non volevo che andassero era la Francia, ma è già passata di suo. Non hai più tregue contro la Francia, tra l'altro. Io direi di fare anche un'altra armata. Giusto, ci sta un'altra armata. Certo che ci sta. La facciamo proprio immagine e somiglianza di queste armate. Allora, 18.000 unità. Allora, questi sono mercenari. No, beh, siamo un po' occupati, è vero. Vediamo se riusciamo allora. Io vorrei estendere. So che è una pessima idea, ma queste caserme un po' dappertutto in Italia, perché così potremo reclutare in maniera estesa le nostre legioni. Ta ta ta. Vabbè, per ora facciamo solo queste perché non voglio usare proprio tutto il potere militare. Ecco qui la flottiglia. Voi dove andate? Tobruk. Bravi, andate lì. Anche noi andiamo a Tobruk. Caravellacce. Però ci sono anche fregate qua. Vabbè. Magari togliamo le fregate. Vogliamo proprio distruggere le caravellacce. Allora, qui non si sa che fine ha fatto l'esercito. Ecco, finalmente abbiamo la crociata. Un bel po' di influenza sul Papa, tasse, morale, manodopera. Tutte cose preziose. Bravi, venite qua. Ma siete geniali. Siamo già arrivati, eh. Qui apposta per distruggervi. No leader. Ma siete geniali. Allora ce ne andiamo anche soli soletti. Com'è la regione? Pianura principalmente. Beh, ma senza leader loro non andranno molto lontano. Sono venuti proprio lì come facile preda. Qui mi sa che hanno guadagnato loro più tradizioni noi. Qui non abbiamo perso nemmeno una maledetta caravella. Vabbè. Ah, guarda chi si vede. Izmir. No, si salvano i maledetti. Allora, facciamo così. Questi non si salvano. Ankara ci sta, il limite, va bene. Ok. Ragazzi, andatemi a vedere dov'è la flotta ottomana, perché... Bravi, lasciateci. Eccoci qua. Wow. Fantastico, ottomani. Siete spacciati. Adesso vi circondiamo per bene. Abbiamo perso un claim. Lo rifaremo. Tanto qui prima o poi dobbiamo espanderci, ma non credo che la Russia faccia prima di noi. Ma chi è? Ma là? Boh. Voi? Ah, vi siete liberati? Va bene. Qui abbiamo perso.
recentemente, tra l'altro in maniera idiota, delle navi che però hanno fatto un sacrificio interessante perché abbiamo scoperto un'altra colonia francese, Galapagos. Cavoli, sti francesi non scherzano. Ma c'era una successione disputata o sbaglio? Non c'è più. Maledetti francesi. Vabbè, tra poco sarà anche il vostro turno. Non temete. Ah, questi andrebbero dalla Francia? Se lo scordino. Ma se non mi fanno entrare questi... Speriamo che abbiano qualche... Saranno... Sì, hanno delle navi. Speriamo che liberino le Baleari, che non passino alla Francia. Ah, guardate dove si è andata a cacciare. Allora, facciamo la stessa mossa di prima. Ah, tu sei ferma? Ah no, allora andiamo pure. Il 15 febbraio avremo da divertirci. No, non credo di poter andare così facilmente. Ok. Le fregate le togliamo dalla flotta perché le vogliamo conservare. Queste affondino pure, sì. Eccole. E intanto andiamo a distruggerle anche con le nostre navi pesanti. Allora, adesso scendiamo dagli altipiani di Ankara. 3 marzo. Buonanotte. Un altro giorno per essere precisi, va benissimo. Qui ci stanno affondando, ma non faranno a tempo. O forse sì. No. Abbiamo ingaggiato il nemico distruggendolo in un turno. Abbiamo però sofferto un sacco. Mio Dio, che cosa... No. Pensavo. Gli abbiamo dato un sacco di esaurimenti guerra. Ecco, questo è quello che sogno di fare anche con Bisanzio, ma capisco che è un po' difficile. Allora, abbiamo quindi un colono? Sì. Intanto questi ci fregano i cardinali, come al solito. E non abbiamo più possibilità qua. E cosa colonizziamo? Dovevamo colonizzare... Vabbè, ormai questo non serve più. Vediamo un attimo. Questi 3 non ci servono. Allora, io direi... Quelli ci servivano solo per dare il nome alla flotta. Adesso andiamo a riposarci un attimo. Mercantile di Ragusa. Lo priviamo di queste navi datate, dobbiamo dire, che le affondiamo. E ci facciamo un po' di navi. Una undicina di navi moderne. Dov'è che siete, navi? Allora, fregate, dai, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai. Va bene, io direi che a questo punto i nostri nemici dovrebbero essere abbastanza privati dei loro eserciti. Allora, mercantili Bisanzio. Converrebbe staccare qualche nave da qui. E anche da qua. Allora, qui lasciamo... Come facciamo? Dividiamo. Facciamo questa opera qua di divisione. Dividiamo anche qua. Continuiamo a dividere finché non avremo occupato tutto. Gli algerini qui ci sono venuti a dare una mano. Ecco, qui invece sono arrivate le nostre navi da trasporto, che sbarchiamo direttamente a Gerba. L'Austria ha lasciato la coalizione contro di noi. Ecco, qui quello che volevo fare era appunto togliere questo esploratore, perché ci servirà altrove. Allora, qui abbiamo solo 2 colonie, non riusciamo più a averne tante, anche perché... Allora io direi che
Qui ci sono i russi, eh. Questo non lo richiamiamo, ma questo è forse il caso di richiamarlo. Uno lo mandiamo qua. Un altro io vorrei mandarlo in qualche territorio un po' più a nord, nell'estremo nord. Vabbè, iniziamo a far così. Qui abbiamo comunque una flotta ottomana, vediamo un po' che cosa succede. Qui abbiamo un cannone disperso. Allora, il cannoniere disperso. Io direi a sto punto di colonizzare anche questi. Non ci farà male. Poi ne colonizzeremo magari qualcun altro appena finiremo con la colonia che abbiamo quasi finito del resto. Vai. Allora, qui abbiamo le loro flotte, ok. Questi si muovono. Vanno a Varna. Era abbastanza prevedibile. Però questi non si faranno fregare così. Mi stavo dimenticando che qui basta una nave per... Ecco, qui ci andiamo a rifugiare pure noi. I nostri vassalli ci danno una mano. Ok, abbiamo fatto fuori il cannoniere isolato qua. Andiamo pure a continuare l'assedio. Dovremmo anche andare nelle isole. No, ma non è necessario in realtà. Allora, procediamo normalmente. Ok, qui abbiamo fatto fuori sti nativi con 2 perdite molto significative. Allora, qui dovremmo stare attenti a non fare la stessa fine dell'altra volta. Qui voi fuggirete, immagino, perché è una buona idea. Non avrete mai pace né scampo. Va bene, allora io direi di spezzettarle ancora una volta per andare verso occidente questa volta. Vediamo se rimane qualcosa della flotta ottomana. Direi poco. Gli ottomani hanno solo le navi leggere. Va bene, allora possiamo procedere con tranquillità. Allora, va bene, andiamo pure. Procediamo. Stanno ancora assediando i mamelucchi? Sì, i poveracci. Va bene, non avranno molta fortuna, credo. Vediamo un po' che cosa ne pensa. Ok, abbiamo fabbricato anche delle pretese. Wow, li abbiamo attaccati. Siamo riusciti a prenderli. Ragazzi. Qui siamo in leggero svantaggio numerico. Vabbè, non ci importa molto. Andiamo pure di qua. Qui sono montagne, ma non è che ci preoccupi troppo la cosa. In tutta sincerità, allora andiamo pure a bloccare anche le altre regioni. Le nostre terribili perdite, abbiamo perso quasi 100 uomini. Allora vediamo un po'. Cos'è? Che vento ci ha dato qua? No, niente di che. Qui dobbiamo vedere di finire l'assedio. Khorasan, mio Dio, i Timuridi si stanno riprendendo, alla grande. Khorasan non esiste quasi più.
Va bene. E qui abbiamo altri 20.000 uomini che non avevo notato. Wow. Questo ci darà un po' di possibilità. Allora io direi Mantese e Imereti. Vai. Insomma abbiamo già stretto d'assedio quasi interamente i territori ottomani. Vai. Anzi facciamo... Sì, no, va benissimo così, dai. Qui ce l'abbiamo fatta, ok. Se qualcuno avesse avuto dubbi, gli irochesi sono stati annessi interamente, fantastico. Patawatomi, cos'è Patawatomi? Ho letto male? Potawatomi. Voi, protettorato maledetto di Gonzaga. Come avete fatto Gonzaga a fare... Vabbè, siete pazzi. Va bene, qui abbiamo ormai stretto d'assedio tutto. L'assediabile. Ma no, anzi. Vieni a far così. Questi quando è che arrivano? Il 13 maggio. Vediamo se noi saremo... No, vabbè. Non siamo più rapidi. I mamelucchi qua. Noi non vogliamo che i mamelucchi però si riprendano, in realtà. Vabbè, quindi qua ce ne torniamo subito a casa. Anche se la vedo un po' difficile per gli ottomani. I mamelucchi sono difensori? No, sono attaccanti. Ah, nella guerra di successione a Tripoli, naturalmente. No, i mamelucchi non ce la devono fare. Che relazioni abbiamo? Alleanze? Vi farò far pace, ragazzi. In qualsiasi modo vi farò far pace. Non vi voglio a dominare sopra gli ottomani per nulla. Io pensavo che si contendessero il dominio di Tripoli, invece è altro che dominio di Tripoli. Questa è una cosa molto più preziosa. Ah, mamma. Ah, benissimo, invece qua... Vabbè che non credo che la cosa sia molto rilevante, vabbè. Riusciamo comunque. Ererzum arrivano. Tardi. Vabbè che qui è montagna terribile, però. Ragazzi, non è che potete sperare di salvarvi contro l'esercito. Il nostro esercito magari avrà qualche difficoltà contro certa gente, però, cioè voglio dire, contro gli ottomani no. Contro la Boemia dovremo rifarci, ma contro gli ottomani. La Boemia verrà spazzata via presto o tardi. Si sente minacciata, però è forte. Cavoli, questa è stata proprio una bella guerra finora, eh. Allora, vediamo un po'. La nave pesante c'è? No. Vabbè, meglio così perché... Ah no, vabbè, aspettiamola, scherzo. Perché dobbiamo unirle tutte a questa. Giusto? Allora, qui sono arrivati anche, ecco, questi. Non abbiamo ulteriori... Vabbè. Questa la richiamiamo africana a sto punto. Africana. Allora, io direi... Allora, vediamo un po' se qui è finita. No. L'11, ok. Ecco, abbiamo il diplomatico lo mandiamo qua. Ecco, già abbiamo relazioni positive, come vedete, perché... Allora...
Va bene, ecco qua la flotta. Direi mandiamola. Prima la mandiamo qua perché voglio sbarcare a Cipro. Pure la un'ottima annata per i vini. Ottimo. Va bene, dai. Anche l'Armenia. Siamo arrivati in Armenia, ragazzi. Qui ci manca solo il Kurdistan. Forse potremmo anche pensare di... perché no? Fare un'ulteriore suddivisione. Va bene. Abbiamo la Kamchatka, ormai si sostiene da sola. Va bene, anche questo. Abbiamo la flotta d'Oriente che necessita forse qualche rinforzo. Qui i giapponesi sono a livello 12 ancora, ma ormai sono nel gruppo occidentale. Hanno un grande imperatore, malefico del tutto. Voi credevate di potercela fare? Chissà dove sono finiti i poni, non si sa. Qui probabilmente sono entrati, questi qua sono entrati persino a Nuova Venezia, cioè nel territorio che doveva essere di Nuova Venezia, con le loro folli conquiste. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno che possiamo depredare. Pueblo e Congo. Va bene, tanto per saperlo. Pueblo è lì. Ah, qui abbiamo un altro... E questi? Ce li stavano dimenticando. Per fortuna sono dentro alla sfera, a quanto pare. Va bene. Vabbè, a sto punto mandiamoli pure qui, io non so. Avevo visto... Ah, ecco qua. Treviri. Voi invece vi mandiamo... Magari... Qui ci sono delle ribellioni, più che altro. Allora... Anversa finalmente quasi integrata. Un bel rischio eliminato a quel punto. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo preso tutto. No, manca una nave. Ne manca una? Ah, eccola. Vabbè, però a sto punto possiamo comunque fare quello che volevamo. Cioè andare a Cipro. Allora, vediamo un po' come va qua. Io direi di spezzettarci anche qua. Ecco qua. A sto punto andiamo anche a bloccare i porti libici. E direi che a sto punto con questa integrazione possiamo anche chiudere l'episodio. Dai, almeno questo è stato un episodio molto favorevole. Non abbiamo più sovraestensione, dobbiamo riguadagnarcela in fretta, insomma. E appunto per questo una buona idea. No, questi li riportiamo qua. Anzi, allora qui avevo creato i centri di reclutamento. Li stavo creando. Allora io direi di reclutare qua in massa, anzi andiamo a reclutare la nostra legione giapponese. E qua sono finiti invece? No. Va bene. Comunque tra l'altro questi punti militari così preziosi non è il caso di perderli. Chiudiamo appunto qua. Questi penso di annetterli perché non mi pare che avessero
non hanno un tesoro, gliel'abbiamo già rubato, quindi dopo la durata della crociata vi annetteremo semplicemente. Questi poni. Ah, però non possiamo dargliela, se no gliela cederei volentieri. I nazionalisti irokesi qui ci sono, ma io direi di fare anche guerra ai Cherokee. Alleati con l'Inghilterra. Mm, curioso. Vabbè, sarà magari la nostra prossima conquista, l'Inghilterra. Però per fare questo dovremmo cambiare un rivale, tipo la Spagna. Vabbè, si vedrà più avanti, insomma, perché ora come ora ci importa comunque solo in parte questo. Ci importa molto di più, insomma, la situazione da queste parti. Comunque, Tripoli 8, penso che possano fare pace. Ecco, ci serviva anche il diplomatico per migliorare le relazioni con i Mamelucchi. Ma Algeri non finiremo mai, sostanzialmente. Ed è lì da 5.000 giorni. Andiamo un po' meglio. Ci servono le idee diplomatiche, in parole povere. Qui ormai abbiamo preso tutte le idee dei nostri gruppi, però ci vuole un bel salto in avanti nella tecnologia, cavoli, amministrativo, davvero un bel salto in avanti e di sicuro integrare Costantinopoli non ci aiuterà a farlo, però vabbè, dai, alla prossima!